Dopo un anno di restrizioni, va bene, ora ritrovarsi di nuovo in zona rossa vuol dire vita sedentaria, quindi mancanza di rapporti con l'esterno, mancanza proprio di comunicazione, di poter camminare anche all'aria aperta, e vale per tutte le età. A livello economico veramente sono molto preoccupata. In particolare il ritorno alla didattica a distanza che costringerà alcuni genitori a rinunciare al lavoro per accudire i figli che sono a casa. Preoccupa anche la sospensione delle attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione come ben sappiamo per i generi alimentari. Comunque bar e ristoranti non possono continuare a vivere solo di asporto. Ritornare in zona rossa credo sia un duro colpo per la città, per l'economia e anche per l'umore dei cittadini, l'umore di tutti noi. Penso ai disagi che avranno le famiglie lunedì mattina con i figli a casa, penso alle preoccupazioni che avranno le attività che dovranno chiudere. Confido davvero che siano altrettanto veloci i ristori e i sostegni per quelle attività che da tempo sono chiuse. È una misura sicuramente forte che ci mette in difficoltà anche sul piano, diciamo, della gestione come amministrazione dal punto di vista psicologico, perché naturalmente è una misura molto restrittiva, però è quanto mai necessaria alla luce del fatto che i contagi sono in forte crescita, non possiamo riempire gli ospedali di ammalati. L'atteggiamento più diffuso rischia di essere quello della rassegnazione ormai dopo un anno di restrizioni e una pandemia che stenta a lasciarci. Contiamo sui vaccini, sull'importanza, sulla diffusione della ricerca e dei vantaggi che i vaccini ci possono portare. L'annuncio della zona rossa è una vera doccia fredda per la nostra comunità. C'è molta ansia e molta preoccupazione da parte dei cittadini perché la scuola ricomincerà in DAD, molte attività chiudono. Questo appunto è fonte di vera preoccupazione. Speriamo che questo momento finisca presto.